Sarebbero i responsabili anche di un colpo a Campo d'Arsego, la banda di giostrai specializzati in assalto di bancomat, arrestati oggi dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza. Un terzetto a cui si è giunti nelle indagini dell'assalto ai bancomat dell'agenzia di mira della Banca Popolare di Vicenza nel giugno del 2015. I malviventi viaggiavano su una BMW truccata e blindata per poter meglio resistere ad eventuali conflitti a fuoco. Oriano Derlesi, Roberto Mastini, Alex Giuliana, 2 arresti e una notifica in carcere. Un pericoloso comando resosi responsabile anche di altri assalti di bancomat in Veneto. Ai 3 si sarebbe giunti perché avrebbero fatto parte del clamoroso tentativo di rapina ai danni della gioielleria Zancan di Nanto. Nel febbraio del 2005 in quell'assalto si verificò un violento scontro a fuoco che coinvolse il benzinaio Graziano Stacchio. In quell'occasione fu ucciso un rapinatore, il cui complice sarebbe stato proprio Oriano Derlesi, il giosstraio che già in carcere a Venezia ha ricevuto questa ulteriore accusa. I 3 dovranno rispondere per tentato furto aggravato e uso di materiale esplosivo.